Vittoria Faro, giorno 24 al Tempio di Giunone, non poteva mancare l'appuntamento classico con Elettra, una versione totalmente nuova e aggiornata. Sì, parliamo dell'Elettra di Hugo von Hofmannsthal. Ho scelto questo testo e questo autore perché poi di Elettra hanno scritto in diversi, ci sono diverse varianti, diciamo, del testo, ma mi piaceva lui perché è molto contemporaneo nello stile e anche nel linguaggio, perché decide di incentrare tutta la vicenda sulla psicologia dei personaggi, quindi diventa tutto molto come dire, sociale anche come tematica, vengono affrontate appunto la psicologia di ogni singolo personaggio e viene fuori il trauma di ciascuno di questi personaggi. Ho scelto Elettra perché trovo che sia un testo terribilmente contemporaneo, ma lo è soprattutto per le nuove generazioni, cioè una tragedia che tratta una tematica giovanile, se così possiamo dire, no? Cioè, mi piaceva l'idea che questo personaggio femminile, che si presenta quasi come un'eroina, no? Che in parte vive appunto questo complesso della perdita del padre, questo rapporto morboso con il padre, e al contempo però trova la forza, l'energia, la grinta in qualche maniera per sconfiggere tutto ciò che le ruota intorno e che non le va bene, tra cui anche questo tracollo familiare. E quindi mi piaceva in qualche maniera dire alle nuove generazioni che forse piuttosto che stare sui social, che è una cosa che facciamo un po' tutti, potremmo trovare anche la forza di reagire, cioè, no? Di trovare la forza di affrontare la vita in maniera un po' più realistica, ed Elettra fa esattamente quello, cioè non si accontenta di una realtà effimera ma vuole andare a fondo. C'è una frase famosissima di Hofmannsthal di questo testo che dice: ogni demone lascia la sua preda non appena sia il sangue giusto versato. Evidentemente tutta la sintesi per Hofmannsthal di questo testo è legata proprio a questo, cioè al sacrificio nuovamente che bisogna fare, quindi la tematica è ricorrente nella tragedia greca, per un superamento, cioè per andare avanti. Hofmannsthal, a differenza degli altri autori, fa morire Elettra. In verità questa morte non è nient'altro che una rinascita, quindi è meraviglioso per questo, perché ci fa pensare appunto che l'esistenza di Elettra sia legata al personaggio e alla persona.